Buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono Domenico Piccino e sono il responsabile dell'ANPI della Gallura, che è associata all'ANPI nazionale, naturalmente, regionale e di Sassari. Noi abbiamo come associazione, Antù, arriva. Come associazione abbiamo promosso un premio che è dedicato ad una figura leggendaria della nostra storia contemporanea, che si chiama Joyce Lussu, di cui parleremo magari dopo. Gliel'abbiamo dedicato perché quella è una figura, come dice lei nel suo libro, un innesto, un olivastro, un innesto tra la cultura nazionale, europea e mondiale e la cultura sarda. E siccome lei ha operato a lungo anche in Sardegna, Joyce Lussu, perché era la moglie di un grande personaggio che poi puntualizzeremo anche la sua grandezza, che era Emilio Lussu. Questo premio gliel'abbiamo dedicato per questa ragione. Siamo alla quarta edizione e devo dire che sino ad oggi abbiamo avuto un grande successo, anche per merito e ringraziando la biblioteca e anche l'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione le strutture per poter dargli peso e sostanza ad un'iniziativa di questo tipo. Quest'anno abbiamo deciso di dare il nostro premio alla professoressa storica Anna Foa, che chi non la conoscesse lo prego di andarsi a documentare senza stare lì a fare troppi preamboli. Lei è una figura della storia. Lei è un libro vivente, potremmo dire in casa nostra, perché è mezza sarda come noi, perché il nonno era una figura della storia di Castelsardo, quindi un gallurese come noi, la mamma era gallurese come noi e il babbo è il grande Vittorio Foa, per chi si... Ciao tu. Allora, il nonno era Michele Giua, che è uno di quelli che ha fondato il Partito d'Azione e l'associazione combattente Giustizia e Libertà durante il fascismo. La mamma era altrettanto anche lei un'accademica e lei un'accademica che poi ci penserà lei a illustrare tutta la sua vita e la sua famiglia. Ma soprattutto lei, noi l'abbiamo prescelta nella nostra diagnosi, così individuare le figure a cui potevamo dare il premio, perché pure lei da sempre, possiamo dire, non dico dalla nascita, ma da quando era già in età di riflessione, ha sempre dedicato la sua vita alla difesa dei diritti dei lavoratori, alla difesa dei diritti degli ultimi, e impegnata anche su un altro fronte, perché lei ha una componente della sua vita, della sua famiglia, che è quella ebrea, quindi di rapportare e dare peso al ruolo che hanno avuto e i danni che hanno subito e le aggressioni che hanno subito nel corso dei secoli la razza ebrea. E lei è stata un interprete di questo movimento, definendosi una ebrea della diaspora. Dico giusto? Quindi avendo l'occhio e l'attenzione ad analizzare nel dettaglio anche le vicende ultime che stanno interessando questi popoli, compresa quella non ultima della guerra, a cui noi pensiamo si debba porre rimedio immediato, perché la nostra missione è, come ANPI, è quella di difendere la Costituzione, difendere la Repubblica e la pace, che è la più grande conquista che è stata fatta in questi ultimi 30 anni da parte di tutte le forze politiche democratiche europee e occidentali, se vogliamo essere qua. Però siccome io ho delegato a gestire tutta la giornata al nostro amico e compagno Antonio Roichi, che fa il giornalista di professione, che probabilmente voi conoscete, mi limito semplicemente
come ultima cosa ringraziare Settimo Nizzi di essere qui con noi. Gli anticipo che abbiamo preparato un regalo pure per lui, e poi gli daremo anche la parola, però prima gliela possiamo dare subito. Così mi mandate via. No, io vi ringrazio. Mi sarebbe piaciuto ascoltare dalla viva voce dell'attrice. E devo partire, altrimenti sarei rimasto. Vado in una città importante, ritornando all'Ampia qualcosa. Milano mi sembra ha avuto un po' di importanza. Quando un uomo, una donna parla infatti di questa portata, sono così come quello, il titolo, leggo soltanto il suicidio di Israele, però guarda la storia recente, noi tutti dobbiamo fare qualcosa nel nostro piccolo, perché queste cose non avvengano. Da sempre la battaglia politica ci porta ad essere gli uni in contrasto con gli altri solo esclusivamente perché dobbiamo tenere una linea politica o di partito. Per fortuna non tutte le persone che fanno attività politica seguono questa linea, per cui spesso, nel caso di molti di noi, facciamo politica e ci comportiamo al di fuori di certe direttive anche partitiche o di appartenenza politica. Da essere umano, da uomo, da cittadino non possiamo che accogliere. Buonasera Presidente. Erano preoccupati, quindi dicevo che ciascuno di noi fa quel che può, cerca di fare sempre qualcosa perché la pace, i diritti soprattutto delle persone più deboli vengano ad essere esaltate, ma dal fare e dal dichiarare questi principi ad arrivare poi alle cose concrete che dovrebbero essere, passa molta strada. Una delle battaglie più importanti che penso stiamo facendo tutti assieme per quanto riguarda i lavoratori, io posso parlare adesso dei lavoratori della funzione pubblica, avere la possibilità che il comparto unico abbia l'avvio, penso che sia una cosa importante. La disparità di trattamento tra un dipendente comunale, uno regionale ed uno tra i dipendenti e lavoratori del nord e lavoratori del sud, penso che sia una cosa da tenere assolutamente in considerazione. Se riusciamo a fare qualcosa magari sarà buono per tutti. Penso che le cose di cui dovete parlare stasera, per quanto vi riguarda, siano importanti. Io posso soltanto dirvi che sono venuto per onorare la presenza vostra, per onorare una giornata importante dell'AMPI e per dirvi che, come sempre, non sapete cantare la canzone che cantate il 25 di aprile perché non hanno voce, hanno sempre la tonalità bassa, perciò vi preparate, fate lezione, vi preparate e la cantate con più ardore la prossima volta. Grazie. Parla di bella ciao. Grazie. E grazie all'amministrazione comunale e a tutti, alla biblioteca, ai compagni dell'Ampia, a tutti quelli che mi hanno invitato. Dico solo questo: per me è una grande emozione essere qui oggi, è una grande emozione prendere il premio dedicato a una figura così importante, così straordinaria qual è quella di Joyce Lussu. Mi sento emozionata e vi ringrazio di questa emozione tutti. Grazie. Grazie. Adesso fra poco vediamo
vediamo un filmato. Nel filmato di un olocausto bannato, sono immagini crude, troppo crude, che sono state rifiutate dai social, che hanno respinto le scarpette dell'olocausto, che è ispirato alle scarpette rosse di Joyce Lussu. È un canto che ho composto io e affidato alla voce di una voce straordinaria di Lena Galte, con la collaborazione di un grande musicista che è Marino Maillard. Marino Maillard era quello che accompagnava i concerti di Rod Stewart, quelli di una certa generazione se lo ricorderanno. Io direi di mandarlo in onda. Dovrebbe vederlo perché le interessa molto. Sì, si sposti. Tanto si può. Le scarpette della passionaria sono rosse come quelle dei bambini di Buchenwald, un campo di concentramento nazista. Bambini con i riccioli biondi o castani, che venivano spogliati e rasati prima di finire nelle camere a gas. E il canto triste di Joyce, la Sibilla. Provate a immaginare gli occhi verdi o neri di quel bambino, spenti negli orrori di un camino. C'è tanto fumo a Buchenwald, in quel forno della morte, Che per anime innocenti ha segnato la sorte. L'olocausto ha i colori delle sue scarpette rosse, che sono rimaste lì su un mucchio di altre scarpe, di bambini finiti in quelle fosse, per i boia inutili bocche da sfamare. le sue scarpette rosse sono rimaste lì su un mucchio di altre scarpe di bambini Finiti in quelle fosse, sono scarpette numero 24, di piedini che non cresceranno più, non cresceranno più. Le scarpette nuove della festa di un bimbo di 3 anni e di altri corpi senza nome, di cui ormai nulla resta, neppure un sorriso in pianto, di una mamma che non potrà più averlo accanto. Nelle suole interne un marchio di fabbrica, Schulz Monaco. non avrà neppure il pianto di un padre svanito nelle nebbie di una camera a gas da Buchenwald in una trappola mortale, Di un altro campo di sterminio infernale, con i rom e gli ebrei marchiati per razza come rei. le sue scarpette rosse sono rimaste lì su un mucchio di altre scarpe di bambini Finiti in quelle fosse, sono scarpette numero 24, di piedini che non cresceranno più, non cresceranno più. Nelle suole interne un marchio di fabbrica, Schulz Monaco. Sulla nuda terra i riccioli biondi di quel bimbo chiamato numero 24, riccioli come fili per tessere le divise del soldato, ma anche ciocche castane nere di altri bambini che la luce non potranno più rivedere.
le sue scarpette rosse sono rimaste lì su un mucchio di altre scarpe dei bambini. Finiti in quelle fosse, sono scarpette numero 24, i piedi che non cresceranno più, Non cresceranno più. Accendiamo? Impressionante certamente, ma cancellato dai social, ma l'Olocausto non può essere cancellato. Mi pare che sia così, vero, Anna? Sì, certo, però sono immagini che sono andate dappertutto. Dappertutto, è quello che Tutte dicevo anch'io. poi sono molto divise, infatti cioè, non può essere alcune cancellato, sono successive alla guerra, cioè ci sono alcune delle foto di quei bambini che si riferiscono, quelle con le donne che li accompagnano, che si riferiscono dopo la loro liberazione, Certo, altre si riferiscono al ghetto di Varsavia e ai ghetti, altre si riferiscono ai campi. Sono foto, ho appena finito di leggere e recensire per la stampa uno splendido libro di Laura Fontana sulle fotografie della Shoah. E quindi capisco la complessità anche di queste immagini. Certo che non può essere cancellato, però è sempre più difficile raccontarlo. Sì, è vero. In quello che succede, mica per altro, perché il mondo intorno a noi è di nuovo diventato... E comunque è un danno, ci hanno detto semplicemente cambiate le immagini. Ma chi ha rifiutato? Mi sembra strano perché sono dappertutto, sono immagini che sono dappertutto, in tutti i libri, in tutti i manuali di storia, anche nel manuale scritto da me 25 anni fa c'erano queste immagini. Me lo chiedo a YouTube. Ah, vabbè, sarà YouTube. Stiamo tornando. Comunque, no, sono immagini molto note, fra l'altro, molto note. Beh, comunque complimenti per questo lavoro. Sì, grazie. Sì, ne ha parlato Domenico Piccino, questo è un premio già diventato adulto, a 4 anni, e il primo premio era stato proprio, che è nato in periodo di Covid, è stato proprio attribuito a questa interprete. Poi il premio ha assunto un rilievo nazionale col sociologo Luigi Manconi per le sue battaglie per i diritti, e infine lo scorso anno a Paolo Fresu invece per il suo impegno per la musica libertaria. Lui ha scritto anche il breviario di un partigiano. Perché un premio intitolato a Joyce? È un premio intitolato a Joyce perché è un personaggio avvolto dal mito stesso di Emilio Lussu, la compagna di Emilio Lussu, perché ha tracciato un pezzo di storia sarda e anche nazionale. E ho letto, l'ha citato Domenico, il libro L'olivastro e l'innesto, ma come si è innestata Joyce in Sardegna? E lei, che veniva da Firenze e si doveva innestare, ed era contessa fra l'altro, si doveva innestare con quella Sardegna del suo compagno, una Sardegna che le ha descritto nel 1944 quando è tornato Lussu in Sardegna, nell'isola, e racconta che ha trovato una Sardegna immiserita, scrive, dal fascismo e dalla guerra, con i suoi villaggi e i sentieri di pietra e le speranze, tante speranze. E Joyce si innestò con la Sardegna dei contadini e dei pastori della Brigata Sassari, quei pastori che nella prima guerra mondiale hanno dimostrato un forte eroismo. E iniziò, Joyce stessa che lo dice, a innestarsi e a nutrirsi della terra di Emilio, di un mondo diverso dal suo, che era quello, prima era a Firenze e poi è andato in Umbria. Io Joyce l'ho conosciuta negli ultimi anni della sua vita, ne ho fatto una lunga intervista. Era inizialmente un personaggio un po' duro,
Poi lentamente io sono rimasto a contatto con lei per diverso tempo, il suo carattere si era anche addolcito, era diventata più, voleva un'intervista della sua vita, nella sua armungia, e poi un giorno primi di novembre mi chiamano, dice Joyce è morta. Sì. Non ho più potuto realizzare quel sogno, però lei durante l'intervista mi raccontò le sue esperienze di combattente della resistenza, terzomondista, poetessa, scrittrice. In realtà il personaggio non era Emilio, ma era lei che ha raccontato la sua esperienza anche come falsaria, perché era riuscita come falsaria ai confini tra l'Italia e la Francia a far emigrare non solo Amedeo Modigliani, ma anche altri tanti antifascisti, e poi riuscì a ingannare anche i tedeschi, perché lei parlava un tedesco perfetto che aveva imparato ad Heidelberg quando aveva studiato filosofia ad Heidelberg, e quindi aveva questo accento. Poi vabbè, sarà stata anche la sua bellezza, per carità, che aveva influito sicuramente. Questa è una giornata però dedicata ad Anafoa, chiaramente. No, ma è dedicata anche a Joyce Lussu. A Joyce Lussu, sì. E si è dimenticato di dire questa cosa straordinaria della medaglia d'argento alla Resistenza. Sì, mica medaglia sono d'argento, tante sì, le è vero, persone, è le vero, donne è soprattutto, vero. che hanno avuto una medaglia d'argento come partigiane combattenti, e Joyce Lussu l'ha avuta, e quindi diciamolo anche in questo contesto, perché è una delle cose più straordinarie che ha fatto, oltre a tutta la sua attività nella Resistenza. Era una donna forte, credo, molto forte. Io non l'ho mai conosciuto, ho conosciuto Emilio Lussu brevemente una volta, perché era amico di mio nonno Michele Giua, cioè si conoscevano. Ne parliamo, sì, poi ne parliamo. Si conoscevano, e mi ricordo di averlo visto, di aver visto Emilio, e anche di aver conosciuto il figlio Giovanni, che lo chiamavano Giovanniccu allora. Mi è sempre Giovanniccu, ricordato esattamente, in questo lingua. nome Giovanniccu, mi è sempre rimasto. Poi non l'ho più visto, ma io avrò avuto 10 anni, una ragazzina proprio. E poi quando ho studiato la storia di Emilio Lussu, questo fatto che Emilio Lussu dall'alto delle sue scale abbia sparato contro i fascisti che stavano andando a ammazzare, ne abbia ammazzato uno e sia stato assolto per legittima difesa, mi è sembrata una cosa straordinaria, sì. devo dire. E Joyce era a livello di Emilio come forza, come anche creatività, eccetera. Sì, lei Perché dice Emilio Lussu ha scritto viaggiava con una pillola di cianuro in tasca. Sì. Perché dice se l'avessero presa. Non era l'unica che il cianuro girava nella Resistenza. Il cianuro girava. Franco Momigliano, detenuto a San Vittore e poi fatto fuggire dai partigiani, chiede il cianuro ai suoi amici fuori perché ha paura di non resistere alle torture, e glielo mandano. Il cianuro girava nella Resistenza. Ecco, lei ha scritto, vediamo un po', un pezzettino dell'Olivastro di Innesto. Dice: io non ho radici in Sardegna, i miei antenati sono sepolti in terre diverse e lontane. La Sardegna mi ha portato l'amore per un sardo, e quest'amore era anche acquisizione di un mondo, con la sua storia, il suo presente, i suoi cristalli ancestrali e i suoi germogli di futuro. Mi sono innestata sulla Sardegna, ed allora siamo cresciuti insieme. Prima che la conoscessi, Emilio me ne parlava. Mi parlava dei contadini e dei pastori della Brigata Sassari, dei contadini e dei pastori in rivolta contro le vecchie cricche di potere, delle tabacchine e delle sugheraie che scendevano in piazza, dei fratelli Fois e dei ciclisti di Monserrato. Io l'ascoltavo come si ascolta una canzone di gesta eroiche, affascinata e distante. Mi raccontava il grano della pianura o per la caccia al cinghiale, di suo nonno che sellava il cavallo per andare dal barbiere a 300 metri, perché dal portone del cortile si esce a cavallo, e non si vendeva il vino della sua vigna perché il vino si offre a chi bussa, della morte serena e laica di suo padre, corona di un'antica saggezza. Grazie sorella, aveva detto sorridente alla moglie che lo vegliava accorata, e poi si era spento. Ora, passiamo invece alla sua opera. Grazie. Alla sua opera Il suicidio di Israele, un
piccolissimo brano. Queste sono le riflessioni di un'ebrea della diaspora di fronte a quanto sta succedendo in Israele e in Palestina. Esse nascono dal dolore per l'eccidio del 7 ottobre e per quello che è morti e le distruzioni della guerra di Gaza. E lo stesso dolore per gli uni e per gli altri. E ancora nascono dalla preoccupazione per il crescente antisemitismo che si estende nel mondo. Una soglia è stata varcata dagli uni come dagli altri. Quando e se le armi smetteranno di sparare, dovremo rivedere molti dei nostri schemi interpretativi, ripensare il nostro rapporto con la nostra storia, rileggere i percorsi di una memoria che ci ha accompagnato per 80 anni, ma che non è bastata a mettere in salvo né i civili ebrei il 7 ottobre, né i civili palestinesi nei mesi della guerra, quello con la nostra stessa identità ebraica e col suo modo di rapportarsi al mondo. Rimettere insieme, in modo diverso, i cocci del vecchio mondo ormai sconvolto alle radici, è dato e non concesso che ci sia ancora la possibilità di farlo. Passiamo. Passiamo a lei. Stiamo passando a lei. Io stavo leggendo quello che lei ha scritto, non quello che ho scritto io, Domenico, scusami. No, ma è infatti. Sì, poi arriviamo anche a lei fra poco. Siccome il sindaco deve... Grazie ancora. Però prima di andare via, noi vogliamo farti un presente che ha uno scopo, tra l'altro. L'albero. Ti vogliamo regalare Fa studiare. Visto che l'abbiamo citato nelle introduzioni, Un anno sull'altipiano di Emilio Rossi. Un libro straordinario. Perché noi ti segnaliamo in qualità di rappresentanti dell'Aquila, che sono come il primo cittadino di questa città, che purtroppo ad Olbia dicevo, ti segnaliamo come primo cittadino di questa città e noi come rappresentanti dell'ANPI che a tutt'oggi ad Olbia non c'è una via dedicata ad Emilio Russo, che è uno dei nostri padri, uno dei nostri maestri, anche tuo, e penso che bisogna porvi rimedio. Assolutamente. La prossima via importante che andremo a denominare la intitoleremo ad Emilio Russo. Grazie Sindaco, la prendo in parola, verrò all'inaugurazione. Grazie. Arrivederci. E buon viaggio. Ciao, arrivederci. Buona serata a tutti. Grazie. Ah no. Con i parcheggi per i disabili, possibilmente con i parcheggi per i disabili. La via? Ce ne sono troppi anche. Ne abbiamo dato. Adesso devo fare la sua scheda e poi faccio le domande. Perché poi dobbiamo presentare anche Facciamo un'interruzione allora adesso. a lei dobbiamo dare la parola. Antonio. Lei poi la parte fondamentale Va bene, della dai. mezz'ora. Va bene, dai. Vai, procedi. Questo dove? Quello del suo libro, Domenico. Allora, no, io volevo fare raccontare chi è Anna Foà. Anna Foà è una storica che si occupa di storia moderna e soprattutto della storia degli ebrei in Italia e in Europa. Ha insegnato storia moderna alla Sapienza di Roma e ha dedicato particolari studi alla Shoah. E, come ha detto Domenico, è figlia di Vittorio, uno dei padri della Repubblica, che per il suo antifascismo ha trascorso 8 anni di carcere ed è stato scarcerato nel 1943, dopo che era stato condannato dal Tribunale Speciale. L'impegno politico di Anna come nasce? Nasce dal suo antifascismo che è maturato nel contesto familiare. Ecco, cosa scrive Anna? Cosa mi ha colpito di quello che ha scritto Anna della sua famiglia? Lei ha scritto: in famiglia l'eroismo costituiva
una modalità dell'essere e comprendeva regole quotidiane di comportamento. Non lamentarsi di ogni piccolo dolore, camminare senza fare storie, non piangere, tenere la testa alta, vivere una dimensione politica e non solo privata. Anna Foa ha pubblicato, è una scrittrice anche, ha pubblicato per Il Mulino, ha pubblicato Ebrei in Europa, Diaspora, storia degli ebrei del Novecento, Una casa del ghetto nel lungo inverno, Anime nere, La terza. edizioni Marsilio, la terza, edizioni Marsilio del 2021, Donne e Shoah della Mimesis. Adesso io, se Domenico non ritiene di fare un piccolo intervento, farei le domande. No, lasciamo stare le domande, dopo diamo la parola a lei direttamente. Però prima di dare la parola a lei, io vorrei salutare tutti gli invitati, che sono parecchi. Cominciamo dal vicepresidente della Regione Sardegna, Giuseppe Meloni, che è qui con noi, a cui daremo la parola per un breve saluto. Purtroppo non ci raggiungerà Rino Piccinno, il commissario della provincia Olbia Tempio, perché poverino stamattina l'hanno dovuto ricorrere al pronto soccorso. Speriamo che non sia niente di grave. Però è presente la rappresentante della fondazione Berlinguer, Ivana Russu, e poi non sarà con noi la presidente del Museo Gramsci di Ghilarza, perché anche lei mi ha comunicato stamattina che non stava bene. Per quanto riguarda il presidente della fondazione Sardegna, Giacomo Spissu, l'avevamo un po' messo in conto che forse non sarebbe stato con noi, perché quando io ci ho parlato personalmente me l'ha anticipato, ma siccome io lo conosco da quando era segretario della CGIL, mi ha detto: Domè, non ti garantisco nulla perché sono sommerso dagli impegni che sopraggiungono di minuto in minuto. L'altra figura a cui poi daremo anche la parola è il segretario della CGIL di Olbia, Danilo Deiana. Ci tengo particolarmente a Danilo Deiana, oltre che agli altri amici che ho citato, perché lui è uno di quelli che ci supporta, come la sua associazione, non lui personalmente, no? Naturalmente la sua organizzazione ci supporta come AMPI. L'altra figura che è giusto citare e riconoscere è il nostro coordinatore regionale, che è qui con noi, che è venuto appositamente da Cagliari per assistere a questa celebrazione, alla consegna di questo premio. Poi sono con noi anche altri amici che saranno protagonisti domani, perché domani mattina ci trasferiremo dalla biblioteca, ci trasferiremo nell'aula magna del liceo classico. Gramsci, dal liceo classico di Olbia Gramsci, alla presenza di una folta delegazione di studenti delle scuole superiori. Ma oltre questi amici e queste personalità così influenti secondo il mio punto di vista, sono presenti anche i ragazzi del liceo musicale, che poi ci intratterranno con dei brani che loro sapranno eseguire alla perfezione, naturalmente accompagnati e diretti dal loro professore Gabriele Deiana. E poi, per ultimi ma per primi, sono presenti i ragazzi dell'Ansicora, accompagnati dai loro docenti Ciro Punzo e Sandro Pirina, ogni tanto me ne smentico, che sono gli autori, ti sto rubando un po' di spazio, ma va bene. Che sono gli autori delle opere che regaleremo poi, che sono qui esposte.
sono opere realizzate dai ragazzi del liceo Ansicola, di cui dobbiamo essere semplicemente riconoscenti e grati. Fra i premi che daremo ce n'è uno dedicato ad un nostro compagno che non c'è più. Purtroppo non c'è più da una decina di giorni, che è uno degli organizzatori di questo evento, che si chiama Piero Cossu, che è stato con me e con Vincenzo Calò, che poi a cui daremo la parola per concludere questi lavori, che in rappresentanza dell'ANPI nazionale, e ha, diciamo, abbiamo fondato insieme le ANPI della Sardegna, le ANPI della Gallura, le ANPI di Sassari e anche degli altri territori. Purtroppo è venuto a mancare, ancora giovane, però noi di questo ce ne facciamo una ragione, perché siamo persone laiche e che crediamo che il corso della vita abbia sempre le sue evoluzioni. Altre figure che forse non vorrei avere dimenticato qualcuno, non vorrei avere dimenticato qualcuno di quelli che hanno dato un contributo alla realizzazione di questa serata con il premio. Naturalmente, non ultimi, tutti i nostri compagni dell'ANPI, che qui vedo numerosi, e se li dovessi citare ad uno rubo lo spazio agli altri. Io direi a tu e Anna, prima di procedere, di dare la parola a Giuseppe Meloni in rappresentanza della Regione Sardegna, che anche lui a quello che mi ha anticipato c'ha i minuti contati. No. Tanto buon pomeriggio a tutti e a tutti. In realtà no, ho stabilito che il pomeriggio venisse dedicato a questo importante evento, e quindi mi scuso per il ritardo col quale sono arrivato a Cagliari, però malgrado il ritardo mi tratterrò e vorrò sentire il racconto del libro dal titolo così impegnativo che viene presentato oggi. Nei giorni scorsi, durante questi ponti di festività, sono riuscito a trovare qualche giorno di riposo e ne ho approfittato per fare un po' più rilassata, per fare qualche lettura proprio sulla questione Israele e Palestina. Quindi quando poi ho visto, anzi già da prima ho visto l'evento di oggi, di domani, rispetto alla presentazione di questo libro, ripeto, dal titolo molto impegnativo, ho prestato ancora più attenzione di quanto non fosse necessario, ed è necessario, anche se non altro per la stretta attualità che viene trattata, che riguarda il tema che viene trattato oggi. Un tema estremamente complesso. La lettura a cui facevo riferimento si occupava del dialogo necessario nel tempo di guerra, obbligatorio, essenziale per arrivare alla pace in un territorio martoriato da così tanti decenni di guerra infinita. La preoccupazione più grande che abbiamo tutti è non solo, ovviamente in primis, per le vite umane, non solo di bambini che sappiamo come vengono, come finiscono e come quello che accade, che si ripete nella storia, che sembra incredibile che si possa ripetere anche di questi tempi, ma anche l'eredità che viene lasciata in quei territori rispetto all'odio che covano le nuove generazioni, i bambini, che sta accadendo anche in Ucraina, in Russia, e accade a Gaza, rispetto all'odio che covano, e quindi che generazioni crescono e si possano poi come possano diventare quando diventano adulti, diventano uomini, hanno anche responsabilità
di governo. Ecco, chi ha responsabilità di governo a tutti i livelli ha il dovere di essere equilibrato, ha il dovere di ricercare la pace, il dialogo, e questo in primis ce l'hanno coloro che hanno responsabilità a più alti livelli nel mondo, a più alti livelli in Russia, in Ucraina e sicuramente in Israele e Palestina. Non ci sono guerre di serie A o di serie B, come purtroppo a volte ci capita di assistere, guerre che vengono trattate appunto in diverso modo, o vite umane che sembra che valgano diversamente a seconda della latitudine o della longitudine del pianeta al quale vengono, insomma, si svolgono. E pensare che certi bambini possano avere semplicemente la sfortuna di nascere al momento sbagliato, nel luogo sbagliato del pianeta, fa rabbrividire nel 2025. Ecco, momenti come questi, quello che organizzate voi, opere come queste servono davvero a riflettere, a fare in modo che loro in particolare, le nostre nuove generazioni, quelle più fortunate per essere nate sicuramente in un luogo migliore da quel punto di vista del pianeta, da quel punto di vista, perché tutti i luoghi del pianeta dovrebbero essere belli e dovremmo tutti avere la stessa fortuna nella vita, ecco, affinché voi possiate poi ereditare questo grande lavoro che viene fatto per tramandare sicuramente la memoria di ciò che è accaduto non si dovrebbe ripetere, e per tramandare la cultura della pace, del dialogo necessario per tenere sempre a mente che il valore della vita umana viene prima di tutto. Ecco. Abbiamo responsabilità grandi noi, nel governo abbiamo responsabilità grandi soprattutto nel tramandare questi valori che sono valori di primo piano. Ecco, grazie per tutto. Allora, Anna, Eccomi. suo padre è stato uno dei padri della Repubblica. Come lo ricorda? L'ho conosciuto tantissimi anni e è morto nel 2008, quindi io ero già anziana quando è morto. Come lo ricordo? Lo ricordo nelle cose che scriveva, nelle cose che raccontava, nelle passeggiate che facevamo insieme, in tante cose, come si ricordano i genitori normalmente, come ricordo mia madre, come ricordo mio fratello, cioè i morti della mia famiglia. Poi naturalmente lo ricordo anche come personaggio pubblico, cioè nelle cose pubbliche che ha fatto, nei libri che ha scritto, nelle cose. E lo ricordo senz'altro come un esempio in tante cose, così come ricordo mia madre come un esempio in tante cose. Per esempio, molte somiglianze con Joyce Lussu nel coraggio, nell'essere fuori in sostanza nell'inventiva durante la Resistenza e in tante altre cose. Ecco, sicuramente ho avuto una famiglia difficile da vivere, non una famiglia in cui vivi tranquillamente, ecco, con una madre che prepara i biscottini, noi chiamavamo anche i miei fratelli, mia sorella che è qui e mio fratello chiamavamo i nostri genitori per nomi, però è senz'altro stato uno stimolo straordinario a quello che poi uno faceva e qualche cosa di molto importante per noi e per tutti, ecco. Sì, l'ultimo suo libro ripercorre la storia di Israele e del sionismo. Perché Israele si sta suicidando? Questo è il titolo del suo libro. Questo è il titolo del mio libro. Io ho scritto questo libro, ho cominciato a scriverlo nel febbraio del 2024, quindi dopo il 7 ottobre,
è la prima volta che scrivevo qualcosa ho scritto molto sulla storia degli ebrei, sulla memoria della Shoah. Era la prima volta che scrivevo qualcosa sul conflitto israelo-palestinese. Perché l'ho scritto? Perché, come ha scritto ieri in un'intervista al Corriere della Sera la senatrice Liliana Segre, adesso è il momento di parlare, adesso è il momento in cui bisogna parlare. Bisogna dire a voce alta le cose come stanno, e questa cosa lo stanno gridando anche in tanti nelle manifestazioni che ogni giorno si susseguono da parte di chi ancora ha voglia di combattere contro il governo israeliano. In Israele stesso tanti amici che si battono, tanti amici che, per esempio, nelle ultime manifestazioni molti dei manifestanti hanno portato le foto di bambini palestinesi morti a Gaza, e il governo è intervenuto proibendo la cosa, e i manifestanti continuano a farlo. Se guardate sui giornali o su Facebook, dove ogni tanto queste cose appaiono, se c'è qualcuno anche collegato, vedrete questi manifestanti con queste foto di bambini proibite dal governo ma portate con forza. Ecco, queste cose sono quelle che vanno contro il suicidio di Israele. Poi il suicidio di Israele è la scelta di ieri di conquistare di nuovo Gaza e di deportare i palestinesi, è la scelta di distruggere Gaza dalle fondamenta e ammazzare 50.000 persone, di cui certamente 30.000 civili. È la scelta di andare a distruggere i villaggi nel West Bank, cioè in Cisgiordania, che doveva essere il nucleo del futuro Stato palestinese. È il rifiuto dello Stato palestinese. Io questa la considero un suicidio non solo politico, è anche politico, ma soprattutto un suicidio etico, un suicidio morale, un suicidio che fa perdere. E continuo a leggere sul migliore giornale israeliano, che è un giornale straordinario, di cui chiunque, anche senza abbonarsi, sono brevi, abbonamenti poco costosi, ma anche senza abbonarsi può leggere i titoli e alcuni articoli, come sempre su internet, Haaretz in inglese. Può vedere degli articoli straordinari. L'ultimo l'ho letto oggi, era un articolo di un grande giornalista israeliano, Gideon Levy, che diceva: siamo diventati terribili, siamo diventati degli assassini. E devo dire che per una persona che è un'ebrea della diaspora molto convinta, non religiosa assolutamente, ma molto convinta della sua identità e della storia che ho dietro, questa cosa è una cosa dolorosissima, però è una cosa di cui bisogna prendere atto oggi. Non c'è altra possibilità, l'ha detto ieri Liliana Segre, lo dico io oggi davanti a voi. Michele Giua era uno scienziato antifascista, parlamentare, era stato arrestato insieme a Vittorio Foa, suo padre, mi pare nel 1935, e durante il fascismo si rifiutò di giurare fedeltà e non poté insegnare. Ora, Michele Giua era suo nonno, era sardo. Com'è il suo rapporto con la Sardegna? Ma Michele Giua se n'era andato dalla Sardegna prestissimo, era andato a studiare a Roma chimica, poi era diventato un grande studioso di chimica. Io ho scoperto solo molto dopo quanto fossero stati importanti gli studi di Michele Giua per la chimica. Era il massimo esperto già fuori dall'università, perché nel 1931 aveva appunto rifiutato di giurare. Comunque era il massimo esperto di chimica degli esplosivi in Europa, e aveva studiato in Germania. È finito uno scienziato, fra l'altro. Era uno scienziato illustre, però aveva un piccolo laboratorio privato, fino a che non è stato arrestato perché non poteva più insegnare, dato il suo rifiuto del giuramento. E Michele Giua era un uomo molto mite, anche se poi guardando bene, per esempio da giovane era stato sorelliano, era stato molto, poi si era fidanzato con nostra nonna, e nostra nonna era la figlia di un socialista, Emiliano Lollini, uno dei fondatori del Partito Socialista,
e a quel punto era diventato molto più moderato dal punto di vista politico anche, ma era comunque un uomo molto coraggioso e quando ho scritto questo libro La famiglia F sapevo che il nonno era stato messo fuori di prigione come come nostro padre, d'altra parte nel 1943, dopo la caduta di Mussolini, Badoglio ci mise un paio di mesi a mettere fuori i prigionieri politici dalle carceri. Sia mio padre che mio nonno furono messi fuori dalle rispettive carceri. Alla fine di agosto, l'8 settembre c'era l'armistizio, i tedeschi invadevano l'Italia, avrebbero mandato tutti i prigionieri politici in Germania immediatamente. Alla fine di agosto, il nonno mi sembra il 23 e Vittorio il 27 o qualcosa del genere, quindi proprio all'ultimo minuto possibile prima dell'occupazione nazista. E poi lui era anziano, aveva avuto una malattia agli occhi, un glaucoma forte, e andò in Valpellice per riposarsi. Però io mi sono domandata, ma cosa faceva in Valpellice? Si riposava davvero, scriveva questo librino che ha scritto, molto interessante, su memorie di un antifascista, non ricordo adesso il titolo, non è così veramente, ma comunque è simile, oppure faceva anche resistenza, e mi sono accorta che ancora prima della liberazione era stato nominato dal CLN a capo del comitato di operazione del Piemonte, e quindi aveva un ruolo, anche se non combatteva certo a oltre 50 anni malato e dopo 9 anni di prigione, ma comunque aveva un ruolo. E testimonianze che ho trovato dopo mi hanno raccontato 2 bambine che erano le figlie di qualcuno che aveva prestato loro questa casa in cui i nonni si rifugiarono. Mi hanno raccontato dopo che ogni tanto venivano delle strane persone nella casa che mettevano delle cose molto rumorose di metallo dentro dei nascondigli. Ovviamente uno pensa subito alle armi e dice, ma allora anche lui ha fatto la resistenza, in modo diverso ovviamente, non andando a sparare, ma anche lui ha fatto la resistenza. Devo dire che l'Ampi di Olbia Tempio, in particolare presidente Domenico Piccinnu, aveva già pensato qualche anno fa a fare un evento su Michele Ciua, che era poco conosciuto, diciamo la verità. Sarebbe bello. Credo che l'evento si farà. Lo faremo. Sì, credo che l'evento si farà. Benissimo. Sì. Durante gli anni del fascismo lui ha raccontato di difficoltà economiche della sua famiglia. C'è stato un aneddoto particolare che mi ha colpito, che lei ha parlato di spinaci bolliti, mangiava tutti i giorni acqua bollita con qualche profumo di cibo, per sua madre invece qualche volta era riservato un uovo. Sì, ma erano tutti così. Nel dopoguerra, nel 45, 46, 47, erano tutti così. Portavano gli scarponi come in montagna, non c'era niente. 3/4 dello stipendio di mio padre che lavorava in CGIL dopo il 50 di Vittorio, andava nell'affitto della casa a Roma. E prima no, c'era stata la Costituente, in cui sia il nonno che Vittorio erano stati membri della Costituente. Fra l'altro il nonno era stato nel comitato del 75 che ha proprio scritto la Costituzione, quindi Giua non solo è un costituente, ma è uno di quelli selezionati per la scrittura, la redazione della Costituzione. Sì, si faceva la fame, ma era una cosa del tutto normale, non c'erano vestiti. Io ricordo di aver avuto una bambola a casa mia e che mi sembrava una cosa straordinaria avere una bambola. Poi subito dopo il 50 tutto cambia, comincia una società del benessere, cominciano i giochi, si mangia normalmente, ma fra il 45 e il 50 è così, per tutti, non solo per loro. Ecco come avete vissuto l'antifascismo in famiglia. Un altro aneddoto. Lei a 12 anni aveva detto, o l'ha scritto meglio, dice voleva andare in Spagna per uccidere il generale Francisco Franco.
Sì, no, avevo 7 anni in realtà. Ah, e 7 anni. pensavo che a 12 No, è scritto anni... da 7 a 12 anni. Pensavo che a 12 anni avrei potuto farlo, perché pensavo che a 12 anni avrei potuto essere abbastanza autonoma da poter andare in Spagna da sola. Ovviamente era una bambina di 7 anni che aveva delle visioni strane. Ma perché? Perché il fratello di Lisa, il figlio di Michele Giua, Renzo, era caduto in Spagna nel 1938 combattendo nelle brigate internazionali. E questa morte eroica di Renzo Giua, a 24 anni in Spagna, prima era andato a Parigi coi Rosselli e poi quando scoppia nel 1936 c'è la rivolta del generale Franco e dei generali contro la legittima Repubblica Democratica eletta democraticamente in Spagna, e scoppia la guerra e Renzo è là dopo 10 giorni con gli anarchici, va in Spagna, va con alcuni anarchici, entra nella brigata Durruti, che era una brigata anarchica. Quando si formano le brigate internazionali viene messo nelle brigate internazionali e muore come capitano. Ora, questa sua morte è stata per tutta la nostra famiglia una sorta di immaginario fortissimo, in cui ci immaginavamo che tornasse, perché non era mai stato trovato il suo corpo, fra l'altro. La nonna era andata a cercarlo nel dopoguerra. Michele Giua, suo marito, non era potuto andare perché era un socialista e Franco non le aveva dato il visto, ma la nonna era andata a cercarne il corpo e non l'aveva trovato. Aveva riportato un ramoscello d'ulivo che era stato messo da lei in una portaritratti che teneva nel suo studio mia nonna, in cui c'era un ritratto di Pavese. Perché Pavese? Me lo sono spesso domandato, perché Cesare Pavese era molto amico di zio Renzo, e quindi questo ritratto di Pavese con questo ramoscello d'ulivo raccolto sul luogo in cui Renzo era morto era poi non l'ho più trovato dopo che la nonna è morta e dopo che chissà dove è finito. Mi dispiace, perché è una cosa di cui sempre mi ricordavo, e l'ho chiesto alla nonna: ma perché Pavese? E lei ha detto perché Pavese e Renzo erano molto amici. In un altro brano riferito alla sua famiglia, lì parla di eroismo quotidiano. Cosa voleva intendere? Volevo intendere innanzitutto che la parola eroismo era tabù, non si parlava di eroismo, era una di quelle cose tutte gonfiate, tutte retoriche. Certo. Nostra madre era molto attenta a non cadere nella retorica, aveva vissuto sotto il fascismo con tutta la retorica del fascismo e detestava la retorica del fascismo, lo diceva, lo sottolineava, e quindi non si parlava di eroismo assolutamente, né di martiri, era un linguaggio assolutamente fuori dalla nostra famiglia. Però c'era questa idea, come diceva, come ha letto lei prima nel brano che ha letto, che non bisognasse lamentarsi. Se si andava a camminare in montagna, anche se si era stanchi, si continuava a camminare. Se ci si faceva male non si piangeva. Cioè tutta una serie di cose, non ci si lamentava soprattutto, tutta una serie di cose che all'inizio ci sembravano un po' imposizioni, ma era comunque una famiglia abbastanza anarchica la nostra. Poi cioè non c'erano regole rigide o cose, però questa cosa del non essere retorici era una di quelle cose che circolava e che abbiamo preso. Io credo di aver sempre cercato, anche nelle cose che scrivo, di evitare la retorica. Come sono le sue origini ebree? Le ho ritrovate, innanzitutto le avevo sempre avute nel rapporto con la Shoah, perché i nonni raccontavano dei loro nascondimenti a Torino durante la guerra con documenti falsi, e delle volte in cui sono stati per essere arrestati e sono sfuggiti all'arresto. Quando è uscito il libro di Anna Frank ho avuto una grossa identificazione, perché avevo più o meno le stesse età che aveva allora, e quindi ho avuto come sono piombata, ho letto tutte le memorie che trovavo in casa sulla Shoah,
anche sulla resistenza, e sono piombata dentro questa, avevo 10 anni, 11 anni, sono piombata dentro questa identificazione con la Shoah. Poi mia nonna diceva sempre: con quel naso i nazisti ti avrebbero subito mandato a Auschwitz, che non era forse una cosa molto carina da dire a una bambina di 8-9 anni, ma che comunque mi aveva molto spinta a identificarmi. Bisogna capire che anche lei era una donna che aveva vissuto anche con una certa allegria e spensieratezza questo periodo di nascondimento, quasi 2 anni a Torino, e quindi aveva passato i suoi guai, anche se poi in una lettera scritta nel dopoguerra diceva: voglio soprattutto dimenticare e godermi la vita. Cioè non aveva l'anima di... Vabbè, non era morto nessuno dei suoi più familiari stretti, e nessuno era dei suoi familiari stretti, solo parenti, cugini erano andati ad Auschwitz, però aveva questa ironia che era tipica della sua famiglia, si chiamava Della Torre. Però qui la mia identificazione con l'ebraismo. Poi da grande, dopo i 40 anni, ho capito che io non ero ebrea per la legge ebraica, perché mia madre non era ebrea. Ebrei o si nasce da madre ebrea, solo da madre ebrea, non da padre, o ci si converte. E allora ho deciso di convertirmi, ho fatto una conversione formale. Tutto qua. E così ha scritto... Io mi pare di aver contato almeno una decina di libri sull'ebraismo, sì, sugli ebrei. Sono una storica, ho fatto il mio mestiere indagando e studiando questo tema, questi problemi, come l'ebraismo è nato, è cresciuto, il personaggio, eccetera. Ecco, è un filone della storia, diciamo. E l'ho analizzato come storica soprattutto. Ovviamente il mio essere ebrea contava. Certo, però non era dominante. Lo ha già detto, come si ritrova nelle battaglie condotte da Joyce Lussu? Ma ho una grande... Io non mi posso ritrovare perché non ho fatto nessuna battaglia che possa in nessun modo come principi, essere equiparata a quella di Joyce Lussu. Certo. Ho una grandissima ammirazione per lei. Ho una grandissima ammirazione per una donna che ha fatto quello che lei ha fatto, e non è un'ammirazione femminista, è un'ammirazione per un essere umano. Ecco, non soltanto perché era donna, c'è questo filone in cui invece io credo che la mia è un'ammirazione che per il fatto che un essere umano fosse capace di fare tante cose così importanti, di avere questo rapporto, per esempio, che lei ha delineato in questa pagina con la Sardegna, con i contadini, di avvicinarsi così tanto alle cose che scriveva Lussu, penso proprio a Un anno sull'altopiano, e al suo rapporto con i suoi soldati. Penso, e poi insomma io penso che comunque una donna che ha avuto una medaglia d'argento al valor militare nella Resistenza, tanto di cappello. Ultima domanda: a chi dedica, a chi vuole dedicare questo premio? Un pensiero. Ah, non mi era venuto in mente. Lo immagino. Posso, poi magari cambio idea domani, ma potrei dedicarlo a David Grossman, lo scrittore israeliano, che l'altro ieri, ha scritto una cosa bellissima, bellissima. Mi devo tenere lontano da Dio, diceva, che esprimeva... Lui è sempre stato un pacifista, ha perduto un figlio nella guerra e i suoi libri sono straordinari, ma questo scritto che io ho letto su Facebook e poi ritrovato, in cui lui dice: mi voglio tenere lontano da Dio, ho bisogno di stare un po' separato da Dio, e Dio per lui ha altre cose perché è un laico, chissà cos'è Dio in quel momento. Ecco, in questo scritto ho trovato tutta la disperazione di chi non condivide le scelte del governo israeliano per quello che sta oggi succedendo in Israele e per quello che sta succedendo in Palestina, e ogni giorno peggiora. Ci ho trovato delle corde che mi hanno emozionata e toccata profondamente, e allora, visto che sono così vicina a quell'emozione, dedico allora questo premio a David Grossman. Bene. Credo che lei adesso sia disponibile anche
a rispondere alle vostre domande, se ci sono domande da fare ad Anna Foa. Prego, si avvicini col microfono però. Sì. No, col microfono. Bene, grazie. Sono Giacomo Sanna di Agius. Volevo chiederle, siccome rispetto alla guerra palestinese la nostra Presidente del Consiglio continua a fare il pesce in barile, secondo lei la politica italiana attualmente, almeno la linea politica, è normale, problematica oppure è pericolosa? Grazie. Io credo che sia pericolosa, ma come ho detto prima è il momento di parlare a voce alta e di intervenire, e penso che i governi possano farlo meglio degli individui e delle associazioni. Non credo che il governo della signora Meloni possa avere rispetto a Israele una posizione che sia diversa da quella di Netanyahu e di Trump, certamente di Trump, ma penso che bisognerebbe fare di tutto per spingerla ad averla, ecco, che è uno dei compiti di una sinistra come è quella di difendere il diritto internazionale in tutti i modi e spingere il governo a difendere il diritto internazionale, così i tribunali di diritto internazionale così attaccati in questo momento, dovrebbe essere quella di spingerla al riconoscimento della Palestina, un riconoscimento che se venisse da parecchi paesi europei un peso lo avrebbe su quello che sta succedendo, nonostante tutto. Ancora domande, prego. Ecco qua, il microfono per favore. A Netanyahu di sorvolare tutti i paesi d'Europa, anche l'area fa parte del nostro territorio e nessuno ha detto bah quando lui ha sorvolato tutta l'Europa per andare a parlare con Trump. Io lo trovo una violazione del diritto internazionale, un'ennesima da parte di questo soggetto, non lo chiamo persona. Certo che è una violazione del diritto internazionale dal momento che esiste un mandato di cattura nei confronti di Netanyahu. Badi bene, esistono anche nei confronti di Hamas il mandato di cattura, non è solo nei confronti di Netanyahu. Comunque esiste un mandato di cattura, esiste nei confronti di Putin un mandato di cattura. Il diritto internazionale dobbiamo difenderlo, altrimenti è attaccato da tutte le parti, è attaccato da Trump, è attaccato dal nostro governo, è attaccato da Netanyahu in tutti i modi possibili. È inutile stupirsi del fatto che non si obbedisce ai mandati quando poi si getta fango sul diritto internazionale. È una delle poche cose importanti che sono state costruite nel dopoguerra sta crollando sotto il peso delle accuse di antisemitismo rivolte da Netanyahu, fra l'altro. Netanyahu e non solo, comunque. Volevo sapere la sua opinione. Poc'anzi ha menzionato il fatto che in Israele ci sono tante manifestazioni per queste vicissitudini, soprattutto nei confronti della questa occupazione che si ha verso Gaza, ma non solo, ma anche in Cisgiordania e anche un'estensione della guerra verso altre nazioni limitrofe. È possibile che questo possa poi far scaturire da queste dimostrazioni anche il pericolo anche di una guerra civile in Israele? Gli israeliani ogni tanto lo dicono che c'è il rischio di guerra civile, anche ultimamente su Haaretz si parla della possibilità di una guerra civile. Ci sono 700.000 coloni armati dall'esercito, c'è un governo di estrema destra, ma dire di estrema destra è dir poco, nel senso che è un governo razzista, fascista e chi più ne ha più ne metta. C'è la possibilità di una guerra civile, forse non c'è solo perché l'opposizione in questo momento è troppo debole per rappresentare davvero un pericolo per il governo e in genere è uno Stato fortemente
sotto trauma dopo il 7 ottobre e che non si è ripreso dal trauma, anche perché ha risvegliato i ricordi della Shoah. Ma certamente credo che se le manifestazioni prendessero una forza, cioè per esempio se il movimento dei refusnik, cioè dei soldati che rifiutano di andare in guerra, se il movimento di rifiuto dei riservisti che rifiutano di rispondere alle cartoline che li richiamano prendesse forza, allora forse ci sarebbe il rischio di guerra civile. Altri volontari? Ecco qua. Buonasera, io voglio solo evidenziare, ho visto che Settimonizzi ha parlato di pari opportunità tra i lavoratori, soprattutto di funzione pubblica, quindi stiamo parlando di lavoratori. Cosa ne pensa dell'uscita del governo a indicare astensione e non andare a votare per il referendum che la CGIL ha promosso? Stiamo parlando d'altro, no? Sì, ma solo non lo sono so. qua per dare. Siccome stiamo parlando anche di democrazia, sì. È una libertà di parola. Io sono favorevole a tutte le libertà e Sì, penso certo, che tutto certo. quello che viene Voglio da solo questo sottolineare governo, questo, ho visto quello che- che viene da questo governo non mi piace in nessun modo e in nessun Va bene, caso. io chiedo scusa se No, sono ma uscito è fuori solo che binario, siamo però siamo un po' usciti dal Certo. campo. Comunque quello che viene da questo governo non mi piace mai. Altre domande? E Domenico, se tu vuoi fare domande... No, io darei... Aspetta, prima facciamo... Ecco, c'è un altro signore. C'è un altro signore. Ci sono altre due richieste. Sì, altre due richieste. Allora, io credo che partendo dal presupposto, dal punto di partenza dell'autrice del libro, già il titolo evidenzia un'idea, il suicidio di Israele. Ci vuole coraggio a dirlo, soltanto a dirlo in tempi d'oggi. Si è parlato poco fa di quelli che sono i crimini di guerra. Faccio una premessa. Io sono uno di quelli che pensa che quando una bomba esplode non fa sconti a nessuno. Esplode a 360 gradi e chi in questo momento sta pagando più di tutti sono i civili. Ma nei conflitti prossimi ne vedremo di belle, perché sono sempre i civili che pagano, figuratevi. La tecnica dei droni ormai ci sta portando a questo. Sono più i civili che muoiono rispetto ai militari. Non siamo più nell'Ottocento. Detto questo, c'è qualche crimine di guerra che andrebbe davvero metabolizzato, però. Ne dico uno per tutte, anche perché a me ha fatto orrore. Ve lo racconto così come l'ho vissuto e come l'ho tirato fuori, e poi su questo eventualmente ci si può anche confrontare. Metà dicembre del 2023, una pattuglia di soldati israeliani spara addosso a militari, perché erano vestiti tali, ha sparato addosso a militari che sventolavano una bandiera bianca e si stavano arrendendo. Ora, dal punto di vista della Convenzione di Ginevra, questo è un delitto. Netanyahu si è scusato per la cosa, ma non si è scusato per il delitto. Si è scusato con i suoi conterranei perché quelli che aveva ordinato di ammazzare sventolavano la bandiera bianca perché erano israeliani. Ma l'errore rimane tutto, però. Perché sparare addosso a uno che sta sventolando una bandiera bianca, sparare addosso a uno che si sta arrendendo, è un delitto, a prescindere dal colore politico. Recentemente ne abbiamo sentito un'altra. Ha fatto sparare addosso alle ambulanze. Ha fatto sparare addosso al personale delle ambulanze che stava soccorrendo e che aveva le regolari divise di persone che soccorrevano. Vogliamo parlare di giornalisti che sono morti ammazzati e che hanno il solo torto di andare a riferire quello che accade? Io non sono uno di quelli che crede che i delitti siano soltanto lì. Se dovessimo andare a fare la disamina di quello che sta accadendo nella guerra in Ucraina, credo che ci sarebbero episodi
altrettanto crudeli, perché stanno pagando soprattutto i civili. A cominciare da Buccia, dall'eccidio di Buccia. Esatto, non si possono fare sconti a nessuno. Detto questo, il problema che dobbiamo porci è questo, e vorrei avere qualche riflessione. I conflitti peggiori sono quelli che generano poi guerre civili, e noi in Italia l'abbiamo pagata cara. Soprattutto questo dovremmo dire della guerra di liberazione, perché la guerra di liberazione in Italia l'hanno fatta i partigiani, sono stati supportati dalle forze armate alleate, ma l'hanno fatto i partigiani. Genova si è liberata da solo, i tedeschi si sono arresi alle brigate partigiane. Un altro appunto, giusto perché è storia, sempre per tornare a Joyce Lusso. Joyce Lusso non è stata soltanto decorata medaglia d'argento. Joyce Lusso era un alto ufficiale delle Brigate Giustizia e Libertà, era un capitano, era una donna d'azione. D'accordo, sì, era certo. una persona d'azione, giusto per saperlo. Non è che è stata nominata così, No, davo no. per scontato che è stata nominata per quello che aveva fatto. Era un alto ufficiale. A questo punto il problema che abbiamo è proprio questo. Ma l'impatto della guerra civile dentro qualsiasi nazione, ma quanta gente deve contribuire a fare? Cioè, ci stiamo sbudellando l'uno con l'altro. Guardi, posso rispondere senza... Io su tutte le cose che dice, quelli che sventolavano a bandiera bianca erano 3 soldati che erano fuggiti erano ostaggi di Hamas, fuggiti da Hamas, che avevano paura di essere uccisi dagli altri israeliani, che si erano tolti le camicie, le sventolavano ed erano praticamente nudi per far vedere che non avevano armi. È stata una cosa atroce, ma ha ragione, è atroce sparare su uno che sventola la bandiera bianca. Comunque ne hanno fatte anche di peggio. Io sono d'accordo con tutto quello che lei dice e non ho creduto nemmeno necessario ripetere le accuse al modo in cui Israele ha condotto questa terribile guerra. D'altronde non ho nemmeno creduto necessario ripetere il racconto della mattanza del 7 ottobre, che io non considero un atto di liberazione nazionale dei palestinesi, ma considero una voluta azione sanguinosa al massimo per scavare un baratro fra palestinesi e israeliani. Detto questo, credo che raccontare tutte queste cose e dire che sono contrarie a qualunque diritto internazionale è vero, è giustissimo, sono d'accordo, se volete ci mettiamo lì a tavolino e ne mettiamo tante, ma è una cosa che sappiamo perché c'è su tutti i giornali, appare ogni giorno, lo sappiamo e io non vedo purtroppo strade, l'unica strada possibile è quella che diceva anche ieri su questa intervista che ho citato la senatrice Segre: 2 popoli, 2 stati in questo momento, e perché uno stato solo è impossibile in questo momento, sarebbe la soluzione migliore, 2 popoli e 2 stati. Non mi sembra che il governo israeliano stia andando in questa direzione, questo è un eufemismo, sta andando in direzione assolutamente opposta. E credo tutti stanno cominciando a rinunciare e si vede ogni tanto qualche piccolo barlume di luce, per esempio un cambiamento che si sta verificando nel governo provvisorio palestinese, quando Abu Mazen sta praticamente cedendo il posto a un altro personaggio che adesso non mi ricordo il suo nome, comunque è stato 20 anni nelle carceri israeliane, il che non vuol dire che fosse davvero un terrorista, ma può anche esserlo stato, ma tutti possono. Comunque il terrorismo è stata una pratica costante e coerente anche dei palestinesi dell'Olp fino a un certo punto della storia. Non lo so, vedo poche soluzioni, però è vero. Tutto questo è vero, ma teniamolo presente, ma cerchiamo di vedere delle possibilità. Io non credo che in questo momento da Israele possa nascere una posizione tale che possa buttare giù, cambiare radicalmente le cose. Ci vuole un intervento esterno. Questo intervento non verrà da Trump, a meno che
non cambi idea da un momento all'altro, può farlo. Trump può fare di tutto, può anche cambiare idea dall'oggi al domani. Però, siccome non possiamo sperare, che so io, in Padre Pio o nella Madonna, allora cerchiamo di pensare ad altro. Il famoso Padre Pio di cui parlavamo a pranzo. Ecco. E poi chiudiamo. Allora, io non so se io che penso male e che sono forse estremista, non lo so. Scusi? Estremista nelle idee, ma mi meraviglia tantissimo quando penso a tutto ciò che ha sofferto l'ebreo in generale, soprattutto con la Shoah, e poi si è permesso e continua a fare cose che veramente, che tra l'altro hanno subito anche loro. Ecco, quindi non riesco a spiegarmi, non riesco a avere un'idea, a darmi una spiegazione, cioè proprio è una cosa che mi fa male. Lei crede dentro. che andare in un campo di sterminio renda una persona migliore? È una domanda che io le faccio. Certo che no. No, domandavo se veder morire i propri figli rende una... No, certo. no, perché lei entra nel discorso proprio loro allora. Io non penso che c'entri la Shoah con quello che succede. Ci fa diventare forse più cattivi. Beh, certamente non fa diventare migliori nessuno. Ci fa certamente diventare più cattivi. Le paura. La paura, agisce anche la paura, certo, soprattutto la paura. Però, cioè, mi sembra... Non riesco a capire. Cioè Posso consigliarle una cosa, signora, se non riesce a capire? Cerchi magari di leggere qualche libro di storia e di vedere quello che è successo, invece di fermarsi. Signora, sa quanti libri ascolto io al giorno? Perché purtroppo non sono vedente mi e scusi. li devo solo ascoltare. Mi scusi. Ma da sempre, signora, io sono una fervida lettrice da quando avevo 10 anni. Ringrazio mia madre. No, però se queste lei cose. legge, ascolta libri, e io mi scuso per il mio errore, io ascolto sono di mortificata. tutto. No, se non lei si deve- legge e non si deve ascolta, mortificare, se lei signora. legge, A forse ognuno il suo. può vedere di capire che cosa è successo invece di limitarsi a una cosa proprio loro allora. Proprio loro allora non spiega niente. Sì, E ma invece c'è altro, io c'è me lo una chiedo. storia dietro Sì, questo, sì, e sì, questa sì. storia dobbiamo cercare di capire. Sì, Dire proprio oro allora non Ma spiega. perché allora dall'inizio, da quando hanno fatto sì che tutti gli ebrei potessero andare in questa terra, che era anche loro, giustamente, perché non hanno cercato da allora di sistemare bene 2 stati? Perché c'è una storia dietro, le consiglio signora di farsi, se c'è in audio libro, il libro di Tom Segef, Il settimo milione, una serie di cose, una serie di libri, io non so adesso, però il mio so che c'è in audiolibri, Il suicidio di Israele, ci sono anche... Perché quando è uscito, la terza mi ha comunicato che era uscito anche in audiolibri. Guardi, se lei vuole, posso dare, se trovo l'indicazione la do a lui e gliela passa. Cerco di trovarla, telefono, scrivo alla terza e glielo chiedo. Va bene. Se è possibile anche lo scrittore che ha segnalato prima. Tom Segef, benissimo. D'accordo. Si immagini, ma io le consiglio, è una storia complessa, complicata, in cui ci sono tante cose, però non c'è solo questo, se proprio loro invece, ci sono molte altre cose. Grazie. Scusate, adesso io darei, mi riprendo il microfono di Antonio, che già mi scuserà, chiuderei un po' la richiesta di interventi, eccetera. Darei la parola
al nostro coordinatore regionale dell'ANPI e al segretario della CGIL, che sono qui nella veste di invitati direttamente dall'ANPI, quindi è inutile che poi decidiamo se procedere alla premiazione o dare la parola a Vincenzo Calò per le conclusioni della serata. Lo decidiamo insieme. I ragazzi devono suonare. Li facciamo suonare. Certo. Facciamo suonare i ragazzi e premiamo quegli altri ragazzi che sono là. Ma intanto porto i saluti delle Ampi della Sardegna a questo evento, a cui auguro di tutte le fortune possibili, insomma, di continuare e di portare avanti, insomma, le istanze che ci sono familiari e a cui teniamo. La presentazione di Domenico mi consente di non parlare della nostra ospite, dei tanti meriti che ha per il premio che le è stato conferito. Vorrei soltanto fare riferimento a un punto che non è stato toccato e che nel libro è presente e che mi sembra importante, ed è quello del ruolo dell'ebraismo europeo. A un certo punto del libro dice: oggi l'ebraismo europeo è privo di ogni progetto culturale o politico, di ogni autonomia rispetto ad Israele. E quando ho letto queste parole, il pensiero mi è andato subito alla leadership europea, che mi sembra esprima, se posso usare questo termine, questa stessa malattia in questo momento. Cioè abbiamo una difficoltà a esprimere un progetto politico, abbiamo l'Europa che è stata così una culla della civiltà, che invece è diventata afona e che poi ha ripreso la parola per parlare di guerra, per parlare di riarmo come possibilità di difesa, un po' così come è successo per così anche questo in parallelo per la comunità ebraica, che in una larga parte ha bollato come antisemitismo anche critiche che mi sembra fossero giustificate e valide. E allora ecco, forse il pensiero che mi sento di sottoporre per riuscire a evitare questo suicidio, parola forte, che esprime comunque un rischio esistente, che esiste anche per lo Stato di Israele, esiste come fatto politico anche per l'Europa. Forse per evitare questo rischio di suicidio occorre tornare alla nostra Costituzione, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alle organizzazioni internazionali che devono regolare le controversie, la vita degli Stati, e non lasciare alla guerra il compito di dirimere le controversie. Allora un compito che forse insomma è complicato e però mi sembra ineludibile. La guerra l'ha fatta Putin quando ha invaso l'Ucraina, cominciamo però a dire solo questo. Ecco, cioè la guerra è cominciata nel momento in cui Putin ha invaso l'Ucraina. E dopodiché io non vedo un parallelo fra la crisi, che certamente ci può essere, dell'Europa, ci sono tanti motivi per cui possiamo, e quella in cui io parlavo del mondo della diaspora europea. La diaspora europea è stata distrutta dalla Shoah. Quel poco che si è ricostituito guardando alla creazione dello Stato israeliano, senza
progetti europei. C'è stato un momento in cui si è sperato che questo appiattimento e questa difficoltà di creare progetti, pensate alla cultura europea del Novecento, pensate alla grande cultura viennese, austriaca, tedesca, ai filosofi, agli studiosi, agli scienziati. Cosa c'è? Cosa c'è rimasto di tutto questo? Parlando sempre del mondo ebraico. Ecco, quando dico che non c'è progettualità, è un mondo che dopo la Shoah si è adagiato dopo il 48 su Israele, anche se la diaspora italiana, per esempio, non si è molto prodigata per andare in Israele. Ha continuato a dire Israele, Israele, ma non c'è andata poi. Pochissimi sono gli italiani, gli ebrei italiani che sono andati, hanno fatto la cosiddetta Aliyah in Israele. Ecco, ora c'è stato un momento, io ho partecipato a alcune riunioni in quel momento, dopo l'89, in cui c'è stata una progettualità di mettere insieme l'ebraismo dell'est e l'ebraismo dell'ovest dopo la fine dell'URSS e di ricomporre un'unità pensante del mondo ebraico dell'est che era diverso da quello dell'ovest, dagli ebrei francesi, dagli ebrei italiani, ma di ricomporli, di creare un'identità ebraica europea attraverso questa unione dell'est e dell'ovest, ed è fallito clamorosamente, è fallito con le guerre che sono cominciate, poi nel 2000 con Netanyahu, è fallito perché l'imposizione del modello israeliano sulla diaspora europea è stata fortissima. Quindi c'è una specificità della crisi dell'ebraismo europeo che io qui rivendico, rispetto, e la specificità risiede nel fatto che l'ebraismo europeo è un sopravvissuto della Shoah. Forse la memoria è stata agita male, quello che volete, io stessa sono responsabile perché sono andata tante volte a parlare della Shoah e non mi sono, come negli ultimi anni, domandata in che modo potevo parlarne oggi. D'accordo, l'abbiamo agita male, l'abbiamo agita e l'abbiamo elaborata in maniera che forse non è servita a essere di monito, ma è servita invece a essere di cassaforte identitaria. Però in ogni caso è una cosa specifica che ha altre motivazioni, altre movenze, e adesso è appiattita su Israele. Altra cosa è la questione dell'Unione Europea. Non c'è l'Unione Europea però ha preso la Shoah come baluardo, come sostegno, come pilastro. La giornata della memoria è l'unica ricorrenza civile comune a tutta l'Europa, e questo vuol dire che l'Europa ha detto che l'Europa si deve costruire contro il fascismo, contro il razzismo, contro l'antisemitismo. Che adesso abbiamo l'Orbán, che adesso abbiamo altre cose, è un'altra questione, ma il modello a cui, con l'assunzione della giornata della memoria, il modello che ha preso l'Europa era un modello di apertura e inclusivo, se possiamo usare un discorso attuale, con termini attuali, e non esclusivo, non nazionalista, ecco, e nasceva su questo. Per cui mi sembra che i due aspetti, l'ebraismo europeo e l'Europa, abbiano movenze diverse anche nelle crisi, se vogliamo. Allora, io vedo che c'è Ivana Russu, se ha il piacere di portare il saluto della Fondazione Berlinguer, noi gli diamo la parola. Grazie, intanto benvenuta e grazie, è un onore averla qua. Noi ringraziamo lei e la sua famiglia per l'importante contributo che avete dato al nostro paese e continuate a dare. Io le porto i saluti del Presidente e di tutta la Fondazione. E penso che siamo chiamati, soprattutto noi della Fondazione Berlinguer, dell'ANPI, tutti coloro che insegnano, che hanno e portano in sé la storia che lei ha vissuto, a fare una nuova resistenza. La nuova resistenza è la nuova resistenza che tutte e tutti dobbiamo fare per i valori della democrazia, che oggi è messa in serio repentaglio dai totalitarismi che sono dilaganti in Europa. Quindi noi siamo chiamati con forza, lei lo fa anche con questo libro, a trovare un equilibrio. E io la ringrazio per questo equilibrio, e prima non ho fatto una domanda ma gliela faccio adesso.
come vive lei il fatto che vivono lei, Gerd Lerner, molte persone che si sono in questo momento schierate per una causa con equilibrio, di uguaglianza, di rispetto, di libertà, di quelli che sono i principi fondanti della Costituzione, i principi fondanti dell'Europa, i principi che noi ogni giorno portiamo nelle scuole e cerchiamo di far rivivere, che oggi sono messi in discussione. E con violenza spesso la comunità ebraica, i giornalisti si sono rivolti e si rivolgono a voi tacciandovi con parole poco insomma consone, mentre invece ritengo che ci sia un equilibrio dove prima ad esempio non ho molto gradito il voler paragonare portando degli esempi negativi rispetto a ciò che è accaduto a quei ragazzi che facevano un rave. Anche loro avevano diritto di vivere tranquillamente la vita, avevano diritto di proseguire, avevano una vita davanti, e quella è stata una violenza inaudita che certo non giustifica la violenza che oggi è su Gaza, ma non si può pensare una cosa dimenticando l'altra. Sono cose diverse e tutti dobbiamo ragionare, perché la pace può essere costruita solo su questo e non su una rivendicazione. La pace si costruisce con l'equilibrio, e queste erano anche parole di Enrico Berlinguer. Grazie. Sono molto d'accordo. Come vivo questa cosa? Possiamo usare una frase di Dante? Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Un ultimo intervento a Danilo Deiana della CGIL, il segretario generale della CGIL Gallura. E poi decidiamo quello da farsi. Sarò veloce. Buonasera a tutte e tutti. Intanto grazie per l'invito. Porto i saluti di tutta la Camera del Lavoro. Viviamo in un momento storico particolare, si è detto precedentemente. C'è l'aumento incessante di tutte i sovranismi in tutto il mondo, non solo in Europa. E si stanno ledendo i principi democratici, anche nel nostro paese. Quindi ho avuto modo di leggere il suo ultimo libro, un titolo forte. Intanto le faccio i complimenti. Le vorrei fare una domanda sostanzialmente, che in parte è stata anche già fatta. Intanto sono contento del fatto che questa iniziativa sia stata fatta su 2 giornate, perché c'è assolutamente necessità che ci sia un confronto con le nuove generazioni, con gli studenti, soprattutto in un momento storico dove si sta portando avanti il revisionismo storico, che non è cosa di poco conto. Quindi è giusto ed è corretto che le nuove generazioni sappiano e vengano a conoscenza di come è andata realmente la storia, non solo del nostro paese. E la domanda è, in questo momento storico, in questa situazione di continui incrementi di sovranismi, che ruolo deve avere l'Europa e che ruolo deve avere l'America per evitare che ci sia il suicidio di Israele oppure la salvezza di Israele? Ma l'America è difficile che abbia, l'unico ruolo che potrebbe avere l'America sarebbe, come dicevo prima, se Trump si svegliasse improvvisamente decidendo di cambiare idea, magari perché si è offeso con una frase di Netanyahu, o perché Netanyahu non gli ha detto che poteva benissimo fare il Papa e che non avrebbe chiesto di meglio che vederlo sul soglio pontificio, e quindi togliesse il suo appoggio a Netanyahu. Fino a che Trump dà il suo appoggio a Netanyahu, mi sembra totale, pieno, mi sembra difficile che possa avere un ruolo altro che nello spingere nel burrone Israele più che può.
L'Europa, io penso che una cosa che potrebbe sicuramente fare, che è già stata suggerita da tanti anche diplomatici israeliani quando alcuni paesi europei hanno fatto il riconoscimento della Palestina, è quello del riconoscimento della Palestina. Macron l'aveva con una grande intuizione un paio di mesi fa promesso, spero che questa cosa vada avanti e certamente in paesi come l'Italia, appena fatto le congratulazioni al leader, a chi ha vinto le elezioni in Romania, è difficile che possa andare avanti, ma comunque è una battaglia che la sinistra dovrebbe fare sua. Io darei la parola a Vincenzo Calò, della segreteria nazionale dell'ANPI, responsabile dell'area sud dell'ANPI, per concludere questi lavori e poi procedere alla consegna dei premi che siamo riusciti ad allestire per questa quarta edizione del premio Joyce Lusso. Posso usare questo? Sì. Allora, non vi tedierò troppo, però prima un ringraziamento sentito e quasi commosso per la conduzione così colorita e vivace di Domenico Piccinnu e Antonio Roic, che ha caratterizzato in maniera leggera una cosa certamente importante. Li ringrazio perché abbiamo toccato temi che comunque riguardano noi tutti, riguardano la nostra storia. E se posso dire, attraverso la presenza di Anna Foa abbiamo nobilitato un momento che ha valore oltre il premio Caranna, perché continuare ad interrogarci su quello che siamo, da dove veniamo e come possiamo dare il miglior contributo, soprattutto per le nuove generazioni, perché continuino ad essere degne di una caratteristica che dovrebbe essere della persona, dell'essere umano, ovvero essere degni di una coscienza, penso che rappresenti al meglio qual è il nostro ruolo e perché siamo insieme qui oggi. Dicevi in effetti, Fabrizio Caramagna, un gruppo di persone è un insieme di conoscenti, una comunità sono un insieme di appartenenti. Ecco, noi abbiamo l'orgoglio di dirci appartenenti alla verità, appartenenti alla coerenza, appartenenti alla consapevolezza che bisogna avere il coraggio di osare, di fare i conti con se stessi, di guardarsi indietro e al tempo stesso di avere delle consapevolezze in più. Quindi io penso che noi oggi aggiungiamo una riflessione in più. Non facciamo soltanto storia o il racconto della storia, nonostante Anna sia una storica di grande spessore, ma onoriamo la memoria di chi c'è stato, onoriamo la memoria di chi non c'è più, onoriamo la memoria di tutti coloro i quali hanno potuto dare, ognuno a proprio modo, un contributo, sia quelli del passato, sia visti i fatti dell'attualità, gli uomini e le donne, i bambini di oggi. Cioè fare in modo che ci sia un filo comune, un filo conduttore che ci permetta orgogliosamente di dirci diversi. Io qui come rappresentante dell'ANPI mi sento in particolare di dire questo, orgoglio di essere diverso perché acquisiamo una consapevolezza. Sono tante le ragioni che portano alla riflessione delle scelte, della disumanità, della guerra, della sopraffazione, della diseguaglianza. Le ragioni sono tante e diverse. In taluni casi si usa un argomento che è inadatto, se posso usare questo termine, ovvero la religione. Cioè pensare che sia quello il modo attraverso cui si possa porre in essere un discrimine. Soltanto gli stolti possono pensare che l'uso della religione possa autorizzare qualsiasi comportamento. E non voglio invadere un terreno altrui, ma voglio guardare dentro di me, guardare al nostro passato, alla nostra storia e ad un fatto in particolare che mi ha sempre colpito, per dire come la religione, i comportamenti umani alla fine convergono su uno stesso cammino, su uno stesso percorso. Durante l'occupazione nazista in una città del sud, a Napoli esattamente, un centinaio di giovani ebrei, questa è storia ovviamente, come è noto, probabilmente la saprà anche Anna e mi permetto di condividerla con voi, chiedono riparo nel convento di San Paolo, dove le suore
di clausura, danno ospitalità a questi 100 ragazzi ebrei. Arriva i soldati tedeschi, la Wehrmacht, probabilmente indirizzati dai fascisti. Lasciatemi citare una frase celebre del partigiano Antonio Amoretti, eroe delle 4 giornate di Napoli, quando ebbe a dire: hanno ammazzato più ragazzi i fascisti appostati sui palazzi piuttosto che i tedeschi con le loro azioni di guerra, tanto per chiarire qual è il ruolo del fascismo e di come dobbiamo essere netti contro qualsiasi riabilitazione di una cultura, perché il revisionismo passa per questa strada. E nel momento in cui l'ufficiale tedesco, convinto di trovare i ragazzi, trova la madre badessa, mi pare, Maria Cristina Roncalli, ecco, si chiamava così, Maria Cristina Roncalli, che si oppone, impedisce l'ingresso, loro entrano, spintonano la madre badessa e si trova a spalle al muro, insieme alle altre sorelle, davanti a un crocifisso. Le insiste e dice: qui non c'è nessuno che voi cerchiate, noi non nascondiamo nessuno. A quel punto l'ufficiale tedesco, dopo aver messo a ferro e fuoco il monastero e non aver trovato di fatto i 100 ragazzi ebrei, che in realtà erano nascosti, ben nascosti, la pongono davanti al crocifisso e dicono: giuri davanti al suo Cristo che qui non ci sono dei ragazzi ebrei. E la madre badessa giura, spergiura in questo caso, davanti al crocifisso che non ci sono i ragazzi ebrei. Per dire che c'è un filo comune alle ragioni di tutti noi, alle ragioni dei palestinesi e, se posso, alle ragioni degli israeliani per bene. Anche se non mi piace fare questa suddivisione molto sommaria, me la permetterete. C'è un filo rosso che unisce coloro i quali scelgono appunto di appartenere a un sistema di valori, di appartenere all'umanità. C'è la consapevolezza di fare la cosa giusta per il bene degli altri, che la consegna il messaggio più importante che ci viene rivolto dai partigiani, dai combattenti per la libertà, dai partigiani di ieri, dai partigiani di oggi, da tutti coloro, noi in testa se possiamo, che crediamo ancora che bisogna osare, e ti ringrazio ancora una volta Anna perché tu hai osato, lasciatelo dire, semplicemente per amor di verità. Troppo facilmente troviamo le scorciatoie le migliori possibili per fare mediazione al ribasso anche con noi stessi. Invece questa ricerca continua della diversità e della verità penso che debba essere il nostro orgoglio. Diversità perché noi facciamo, sì, nostra la lezione dei partigiani e delle partigiane. L'ANPI è questa rivendicazione dell'appartenenza. In un momento in cui la memoria è esposta ai drammi del revisionismo, dell'oblio, peggio ancora dell'indifferenza. E noi continuiamo ad affermare l'importanza della memoria. Nel momento in cui aumentano le diseguaglianze, aumentano le ingiustizie, aumenta il punto di vista dell'individuo che prevale sulla comunità, l'egoismo. E noi invece rivendichiamo quella diversità perché abbiamo ben chiaro un bisogno e una necessità, che è quella di consegnare un valore su tutti alle nuove generazioni. Per questo voglio anche ringraziare le associazioni, il sindacato, le istituzioni, il vicepresidente del Consiglio presente, perché danno il segnale di quanto sia importante continuare ad interrogarsi su quello che ognuno di noi può fare. Mi viene in mente, davvero concludo, il racconto di Ferdinando De Leoni, il partigiano Falco, quando sulle Alpi Apuane, partigiano romano che sceglie di non rassegnarsi a che le cose prendano la strada della Repubblica di Salò, dei fascisti, sceglie la renitenza alla leva e si trova sulle Alpi Apuane a combattere in un luogo diverso dalla sua Roma, dal luogo dove ha vissuto, dove è cresciuto. Quel luogo, lo accennavo stamattina ad Anna, dove aveva scelto di combattere per una ragione, perché la sua compagna di scuola, Anna, di origine ebraica, che a seguito delle leggi razziali non aveva più un bel giorno incontrato a scuola. Quella ragazzetta che alimentava i suoi sogni, no? Le sue speranze, le sue pulsioni giovanili, i suoi desideri, e non si spiegava perché
un giorno arrivato a scuola non avesse più dovuto trovare quella bambina che lo faceva sognare, sperare, guardare al domani con speranza. E quindi sceglie di combattere contro un'ingiustizia, perché lui la reputa tale. Si trova sulle Alpi Apuane e lui è carico di odio, di rabbia, perché gli hanno rubato la giovinezza, gli hanno rubato la speranza, e si imbatte durante un giro di perlustrazione intorno al luogo dove era appostata la formazione in un giovane nazista che si chiamava come il tuo cane, Otto, che era scappato a sua volta dalla sua formazione. E hanno una colluttazione. Otto è armato, cerca di sparargli, Ferdinando lo disarma, in ginocchio davanti a lui. Otto cerca un momento di umanità, dice: io ragazzo come te non sparare, ma di fronte a sé Ferdinando è il rappresentante di uno di quegli eserciti come ce n'è oggi, come c'erano ieri, che mettono a ferro e fuoco, che ammazzano, che stuprano, che disturbano bambini, che distruggono, che ammazzano bambini al di là di quello che sono, semplicemente ammazzano. E quindi vuole premere il grilletto, perché sa che è il momento in cui può fare giustizia e fare da solo quello che vede che il mondo cieco e ottuso non fa, più o meno come oggi. Però poi si rende conto di quello che gli aveva detto il commissario politico della sua formazione. Ricorda che noi siamo diversi da loro. Non preme il grilletto e consegna Otto alla giustizia partigiana, perché sa che in ballo non c'è soltanto l'affermazione di se stesso, ma la consapevolezza di consegnare alle nuove generazioni la certezza che ci sono delle diversità che vanno rivendicate. Ecco, noi come comunità oggi possiamo ribadire che nel segno di quello che è stato, nella speranza di quello che sarà, tutti insieme cerchiamo di rimarcare una diversità. Tutto sta a credere di potercela fare. Solo 2 parole finali, perché una lezione importante della Resistenza è stata che nessuno era mai lasciato da solo. Ognuno si sentiva sostenuto, protetto, aiutato, supportato dall'altro, perché comunque c'era bisogno di darsi qualcosa gli uni e gli altri. E in questo momento io penso di dover dire che non possiamo lasciare nel ricordo da solo Piero Cossu, al quale abbiamo voluto bene, col quale abbiamo condiviso storie, esperienze, percorsi e la consapevolezza che dicevo prima di utilità alle nuove generazioni. Non restare da soli quindi vuol dire continuare a credere che nonostante tutto possiamo farcela. Abbiamo un compito in più, caro Domenico, cara Anna, caro Antonio, cari tutti, di continuare a farlo anche per tutti coloro che non ci sono più, e vale anche per gli uomini e le donne, palestinesi, ucraini e quant'altro, che sono vittime delle ingiustizie. Fino a che sarà vivo in noi il desiderio di giustizia e di verità e questa forza di combattere, potremo ancora dire di dare speranza alle nuove generazioni. Quindi lunga vita al premio Lussu e a quello che rappresenta. Per alzare le mani. Prego. La musica prima. Facciamo la musica. Facciamo la musica. Ok. A voi. Professore. Vogliamo sapere il vostro... Ma come si chiama il vostro gruppo? I Collage. I Collage una volta, sì. Sono rinati. Liceo musicale. È il liceo musicale? De André. No, se riprende già molto bravo. Pure lui. Tanto siamo alla fine. Sì. Vale, mi congratulo pure lui. Tanto siamo alla fine.
Però veramente un grazie di cuore lo dobbiamo esprimere. Gli ho promesso che gli inviterò a una cena. Lo dobbiamo esprimere a Matteo Micozzi, che è il factotum di questo locale, della biblioteca e soprattutto di questo... Gli ho promesso che lo porterò a cena, ma di quelle cene trattorie dove si spende poco. Se mi porti dove si spende poco non ci vengo. Solo il primo ritornello, ok? Quindi apri. Facciamo il primo tempo di un concerto di Vivaldi. Adesso per questa occasione la formazione è piccolina, dopo siamo in realtà saremmo venuti di più. Meno male non sono venuti tutti perché non ci stavamo. Dopo. Magari vediamo, dopo una jam. Poi ripetiamo 2 volte. Ok? A posto? Vedi tu? Vuoi più vicino? Ok. Qua. Tempo. A, B o A, B. Lento, 1, 2, 3, 4.
loro sono in terza liceo e invece qui sembra più grande in realtà di prima. Sì, io sono Gabriele Deiana, sono l'insegnante di chitarra al liceo musicale di Olbia, di André di Olbia. Niente, ogni tanto partecipiamo a qualche manifestazione di Olbia anche per far eseguire i ragazzi, così si abituano a fare la performance. Grazie, grazie. Buon proseguimento. Beh, non ce la fai che sta bella ciao. Ah? Bella ciao. Io, se non cani intorno alla tua. Io non sono così a sinistra, eh. Non ti preoccupare, tu vai, sola. Tanto qui cantano tutti. Se io non canto, No, se non canto voi io. Vince, vieni che tu sei il numero uno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, se io muoio, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire. Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, e le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore, questo è il fiore. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Gabriele, sei l'uno numero uno. Allora, Antonio, adesso viene... Ah no, prima di tutto dobbiamo salutare i ragazzi dell'Ansicora, venite davanti. Se ne sono andati via. Ah? Come? I ragazzi sono andati via per motivi sportivi. Buonasera. Vabbè, Dobbiamo scappare. Grazie, dai. Grazie. Fate da bravi. Lui, per intenderci, è uno come noi, no? Olbiese. Lui è il nipote di Gesuino Deiana Bobissolo, con Cordas e Cannas. Tocca la premiazione. Adesso, sì, però... grazie. Adesso salutiamo i ragazzi dell'IPIA, i ragazzotti se ne sono andati. Beh, ma state andando via anche voi. Ci vediamo domani. Vengo io a scuola e vi sequestro. Loro sono gli insegnanti dei ragazzi che hanno fatto le opere qui, che poi il lavoro materiale un po' è opera loro, no? Però purtroppo i ragazzi sono andati via e raccontano un po' loro. Questo rappresenta l'80°.
Questo è il premio Joyce. Un minuto solo, Già abbiamo fatto sì. anno e lo diamo ad Anna Foa. Vabbè, ma adesso Ciro ce li presenta i peni. Sa. La prima cosa volevo porto i saluti del nostro dirigente, purtroppo non è potuto venire per impegni scolastici, abbiamo dei consigli di classe. Poi porto i saluti anche dagli alunni che sono andati via per impegni sportivi. Ringrazio a Domenico, lo scorso anno io e Sandro con i ragazzi abbiamo realizzato quest'opera e loro l'hanno fatta diventare un simbolo di questa giornata e noi siamo... Cosa rappresenta quest'opera? Questo cosa rappresenta? Un papavero. E il papavero lo sappiamo, no? Che cos'è il simbolo del partigiano. No? L'abbiamo scelto insieme con Domenico lo scorso anno. Lo scorso anno l'abbiamo dato praticamente a Paolo Fresu, quest'anno lo diamo ad Anna Foa con molto piacere. Con molto piacere. Però sono molto onorata di ricevere questo premio, questo dono, sono veramente commossa. Vi ringrazio e sarà una cosa molto importante per me anche da ricordare nel futuro. Grazie, a cuore di tutti, di cuore a tutti. Volevo aggiungere una cosa, con Sandro abbiamo pensato di realizzare anche un'altra scultura, e quella lì, un altro papavero, in occasione dell'80° anno, no? Bicello. Bellissimo. Da dare a Vincenzo. Esatto, da dare a Vincenzo. Perché tu sei il nostro comandante e noi ti vogliamo... Sì, abbiamo pensato di darle questo premio anche a lei. Poi... Imbarazzate perché Anna lo merita. Questa è Anna. Beh, grazie. Questa è Anna, grazie mille. Grazie. Ecco, dei ragazzi. C'è anche una pergamena per Anna Foa. Grazie. Una pergamena premio Joyce Luss ad Anna Foa per il suo impegno contro le guerre e i nuovi fascismi, per le sue battaglie per i diritti civili, per aver ereditato il grande patrimonio storico, politico e morale del grande padre Vittorio e per essere a fianco degli Grazie, ultimi. sono davvero commossa di Possiamo nuovo. consegnare- Passo il tempo a commuovermi stasera. Posso posare qui anche quello Sì, perché certo. mi reggo poco. Sì. Poi abbiamo pensato di dare Aspetta che ancora non abbiamo finito. a Piero Cossu, non so se c'è Memoria di alla Piero, memoria, sì, purtroppo non c'è più, abbiamo pensato di... Dovrebbe esserci il figlio che possa ritirare. Però non lo vedo. Non so se c'è il figlio. E lo faremo recapitare. Lo faremo recapitare. No, c'erano i compagni di Ozieri ma non sono arrivati per ragioni, però glielo facciamo recapitare certamente. Ovviamente c'è anche la pergamena. Però qui abbiamo scritto onore al compagno, onore al compagno Piero Cossu, cofondatore dell'Ampi Sardegna Gallura Sassari. È sempre una scultura realizzata con i ragazzi a scuola. E per finire ne abbiamo ancora un altro. Abbiamo pensato di darle un altro pensierino. Che bello, grazie. Questo è per lei, adesso lo giriamo, Grazie. facciamo vedere. Sempre fatto con una stampante 3D a scuola con i ragazzi del corso produzioni nautiche. Non ti preoccupare, dai, già troviamo la... Alla fine mi ho... Grazie, questo è suo. Grazie mille. Do la parola un attimino a Sandro, magari. Io non abito. Niente, un grazie a tutti, è sempre un piacere essere qua e spero di esserci anche l'anno prossimo e dai. E continuare avanti questa iniziativa, insomma, dai. Sì, aspetta che non abbiamo finito. Scusate, come diceva un compagno partigiano di 96 anni, in occasione del 25 aprile, ci vediamo l'anno prossimo. Io ci sarò, voi non lo so. Quindi... Speriamo di essere. Adesso abbiamo fatto noi. Ecco. Grazie a Ciro Punzo e a Sandro Pirina
per il loro veramente la disponibilità anche personale nel realizzare queste cose, coinvolgendo tutta la scolaresca e dandogli anche un significato con gli studenti che lavorano con loro per la realizzazione di queste opere. Credo che sia veramente di grande valore etico. Non ho portato l'altro. Vabbè, l'altro alla prossima occasione. Va bene, allora adesso invece consegniamo il premio, quello che noi avevamo già proposto per la giornata di Joyce, che è un quadro. Adesso non voglio fare il familista, però lo ha realizzato un artista che è mia sorella. Però ha un significato anche questo, perché non ci costa nulla. Sono tutti opere e lavori che noi riusciamo a fare, a realizzare a costo zero, con la partecipazione. Sei stanca forse? Sì, molto. Non credo, un'opera d'arte non è mai a costo zero, però Non è a costo zero, però è un impegno, è un riconoscimento all'impegno, alle cose che noi facciamo. Aspetta. Bellissimo. È bellissimo. Tua sorella, forse Dov'è Irene? complimenti. Dov'è Irene? Anna, prego. Te lo tengo io, va bene? Sì, Te lo sì. tengo io. Irene, cosa Grazie. rappresenta? Prego. Grazie, Irene, bellissimo, cosa rappresenta? complimenti. Queste sono le Dee Madri, io sto facendo tutto un progetto sulle Dee Madri e quindi niente, ho proseguito e mi sembrava anche opportuno. Grazie davvero. La madre io le chiamerei le Sastres Marias, è una tradizione sarda che risale al Neolitico. Ne so qualcosa. Ecco, queste sono... Grazie tantissimo. Facciamolo vedere. Grazie davvero e complimenti. Vabbè, poi un ultimo oggetto che abbiamo pensato di donare, sono... Questo ci costa perché laggiù il titolare della Feltrinelli ci ha già chiesto i soldi. Il titolare della Feltrinelli mi ha già chiesto i soldi. Ad Anna Foa naturalmente gli diamo una copia dell'olivastro, visto che non l'abbiamo. ce l'avrà. Che di sicuro non ce l'avrà. Di cui ne abbiamo parlato. Antonio è stato bravissimo e a Vincenzo Calò il ricordo di Emilio Lussu, Un anno sull'altipiano, che è un libro splendido. Questo è un gran regalo. Un libro straordinario. Di dare una copia alla biblioteca, visto che sempre ci ospita, loro ne vorrebbero molto di rado. ma noi le nostre finanze sono quelle che sono e ne diamo una e dicano pure grazie. Ecco, questi sono i nostri doni e ripeto, la bontà di questi doni, al di là sono che vengono proprio dal riconoscimento all'ANPI di un impegno militante e etico nella nostra comunità. Grazie Domenico, siediti prego Anna. Grazie. Possiamo congedare e ringraziare tutti. Grazie Domenico, grazie. Abbiamo finito e grazie della pazienza con cui ci vediamo domani.